Con grande orgoglio e soddisfazione che il Consiglio regionale ha ospitato oggi la presentazione della mostra di Sarmede. I motivi di questa soddisfazione sono essenzialmente tre. Il primo, il pubblico. È una mostra che si rivolge al futuro, ai nostri bambini. La qualità artistica che è straordinaria, con decine di artisti che arrivano da tutto il mondo. E terzo, ma non ultimo, presentare dei libri, delle cose che nell'epoca della comunicazione virtuale si possono toccare, sfogliare, usare il tatto e la vista per imparare e capire qualcosa di nuovo. Questa volta abbiamo un cambiamento molto forte perché abbiamo la presenza con l'ospite d'onore di un libro che è molto importante sulla opera del maestro Joseph Wilcon, con l'opera letteraria del Don Chisciotte, che si è fatto un'edizione speciale e che viene accorde alla presenza delle sculture importanti del maestro Joseph Wilcon, che sono sculture in legno di 2 metri in legno, che anche fa un collegamento con altre sculture che sono importanti nella presenza della cultura persiana come paese ospite. Quindi abbiamo questa trasversalità di opere. Per esempio abbiamo anche presenza di documenti di calligrafia che ci raccontano come l'artista sta attraversando la sua creazione. Questo sarà un corpo che è importante nella mostra. I bambini che arriveranno a Sarmede quest'anno troveranno tantissime novità che interesseranno anche i genitori che li accompagneranno, perché ci sarà una sezione dedicata proprio anche a dei giochi interattivi tra genitori e figli, e questo è importante. Dopodiché io devo sinceramente ringraziare Stepan Zavrel, del quale oltretutto ricorrono 20 anni il prossimo febbraio 2019 dalla sua scomparsa, perché è grazie a lui, alla sua lungimiranza, alla sua visione futura, che Sarmede oggi, da piccolo borgo periferico, è diventato un paese conosciuto in tutto il mondo, acquisendo anche un certo prestigio per quanto riguarda l'editoria rivolta proprio al mondo dell'infanzia.